Continua il dibattito sulla prossima apertura della piscina comunale di Agrigento. Il sindaco venga a riferire in aula, questo quanto affermato dal gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune, formato dai consiglieri Zicali, Vitellaro, Bongiovi e Spataro. Nel question time di mercoledì 11 ottobre, affermano i 4 consiglieri comunali della DC, si è creata un po' di confusione sugli interventi che porteranno alla riapertura della piscina comunale di Villaseta. L'amministrazione ha con fermezza annunciato che vi sarà una proroga del contratto con il gestore, ma non è stata chiara su un punto: se la manutenzione ordinaria e straordinaria tocchi al comune o al gestore. Se la manutenzione straordinaria della piscina comunale, chiedono i 4 consiglieri della DC di Agrigento, è a carico del gestore, come si evince dalle carte, a fronte di un canone anno da 2.000 euro, perché si è perso tutto questo tempo per il suo acquisto? Perché il comune autorizza solamente ora il gestore all'acquisto, legando l'acquisto alla proroga? Non poteva già farlo lo scorso anno, restituendo agli agrigentini il diritto di effettuare le terapie che richiedono l'uso della piscina, auspicando ovviamente che venga subito riaperta la piscina e che possa lavorare in maniera efficiente anche in continuità con la passata gestione. Chiediamo i 4 consiglieri della DC al sindaco di venire a riferire in aula, di fare luce sui passaggi giuridici della vicenda, di spiegare chiaramente perché hanno privato per tutto questo tempo chi doveva utilizzare la piscina come terapia di questa possibile soluzione. Era così facile e immediata, e di accertarsi di mettere al sicuro il comune di Agrigento da eventuali futuri danni.